Stefano Dal Santo del Montecchio Precalcino, sconfitta 5-2 contro la BDL Minimotor Correggio, arrivavate da 9 risultati utili consecutivi, 3 pareggi e 6 vittorie. Cosa è successo in questa sera? Abbiamo visto una BDL Minimotor Correggio secondo me nel primo tempo che ha giocato un'ottima prima fase di gara. Sì, intanto buonasera a tutti, sicuramente siamo partiti un po' sottotono, magari abbiamo un po' sofferto la mancanza di Luercio davanti, che magari è il nostro punto di riferimento. Tutto può essere, sicuramente non siamo stati i soliti in difesa, abbiamo subito non a livello di gioco ma magari nelle occasioni chiare, no? Quindi 1, 2, 3 gol a 0 si è un po' complicata la partita, quindi il primo tempo è stato un po' su questa falsariga, poi secondo siamo venuti fuori e abbiamo creato di più. Devo fare i complimenti al portiere avversario che comunque ha tolto belle palline, non che ci lamentiamo del nostro, perché anche il Correggio ha avuto le sue occasioni e quindi è stata una partita un po' anomala, anche non lo dico mai, ma anche sotto l'aspetto arbitrale è stato un po' difficile gestirla, perché una volta un fallo che fischia una parte, l'altra no, e poi viceversa, perché da entrambi i lati non sono qua a dire che ha fischiato solo contro di noi, però ecco, è stato un insieme di cose in cui noi non siamo stati lucidi e concentrati nel sfruttare la partita fino in fondo. Ecco Stefano, un'analisi però sul momento del Montecchio Precalcino, perché come dicevamo prima 3 pareggi, 6 vittorie in 9 partite prima dell'incontro qui del Paladorando Pietre, quindi 21 punti nelle ultime 10 partite. Eravate in seconda posizione alla vigilia di questa giornata, quindi comunque avete l'intenzione di dire la vostra nel finale di gara e anche nei playoff. Sì, noi ogni settimana andiamo in pista per i 3 punti, adesso questa sconfitta forse ci fa anche bene prima dei playoff, perché ci serve nel vedere che anche se andiamo sotto di 4-0 le partite vanno comunque portate avanti fino alla fine, non sono mai finite, e quindi dobbiamo portare a casa anche comunque qualcosa di buono questa sera. Noi, ripeto, vogliamo vincerle tutte e portare Montecchio dove, se arriva in cima alla montagna, ben venga. Ultima domanda legata proprio a questa partita, l'hai accennato tu in precedenza, l'assenza di Matteo Loguercio, non ci sarà neanche per voi per le prossime 2 partite. Come ha influito e come influirà proprio nelle prossime 2 gare? Ma sicuramente ha il suo peso Loguercio, però qui deve venire fuori la responsabilità di tutto il gruppo, no? Perché siamo un bel gruppo che lavora e qualcuno deve fare il suo lavoro, c'è poco da fare, chiunque sia deve mettere la sua percentuale in pista e basta, e le partite vanno portate a casa anche senza di lui e anche senza un altro e così via. Se non sbaglio Stefano, prossima settimana match contro il Sandrigo, per voi che partita vi aspettate? Sicuramente sarà una partita calda, loro hanno anche una bellissima tifoseria che anche in A2 lo seguono ovunque, quindi mi aspetto una bellissima partita sia dentro che fuori. Grazie Stefano Dal Santo, in bocca al lupo al Montecchio Precalcino per il finale di stagione. Grazie a voi. Grazie Stefano.